Continua infatti, specialmente nella Sardegna centrale, l'intenso traffico di aerei non identificati che tracciano strisce bianche diverse da quelle prodotte dai velivoli di linea. Intersecandosi fra loro generano un reticolato che si espande formando un manto nuvoloso su un'area molto vasta. Ambienti scientifici internazionali sostengono la tesi che le tracce contengano sostanze nocive per la salute come silicio e metalli di altra natura. Secondo alcuni la vicenda sarebbe riconducibile ad esperimenti militari o civili per le radiocomunicazioni o per provocare mutamenti climatici. Scie chimiche sopra i nostri volti, tira sullo sguardo al cielo, siamo tutti coinvolti. Scie chimiche perché non ascolti, la natura piange e siamo sempre più sconvolti. Scie chimiche sopra i nostri corpi, tira sullo sguardo al cielo, siamo tutti coinvolti. Scie chimiche perché non ascolti, la natura piange e siamo sempre più sconvolti. Progetto HAARP, sai di cosa parlo? La disinformazione mangia il cervello come un tarlo. Ci tengono all'oscuro e sanno che possono farlo. Le verità nascoste fanno male, non mi sbaglio. Aerei americani sorvolano la città, lasciano scie nel cielo, non le vedi compà. Progetti militari da cui non si può scappare, ci arrivano dalla ionosfera. Scie chimiche sopra i nostri volti, tira sullo sguardo al cielo, siamo tutti coinvolti. Scie chimiche perché non ascolti, la natura piange e siamo sempre più sconvolti. Scie chimiche sopra i nostri corpi, tira sullo sguardo al cielo, siamo tutti coinvolti. Scie chimiche perché non ascolti, la natura piange e siamo sempre più sconvolti. Nel cielo blu lunghe scie bianche, ma non è normale. La vedi che si espande lentamente poi ci assale, scende nell'atmosfera e le iniziamo ad inalare. Ma tu sei consapevole che ti sta a respirare? Piombo, silicio, metalli pesanti, non sfugge nessuno, respiriamo tutti quanti. Ferro, titanio, alluminio, e i tuoi neuroni sai cosa combinano? Magnesio, sodio e bario, mo dimostrami il contrario. E se non ci credi mo portami qualche altro esame di laboratorio. Giocano con le nostre vite, siamo come cavi e giriamo con le ferite. Su una mucca pazza via aria o cetriolite, ogni anno nuove malattie e nuove persone colpite. Giocano con le nostre vite, esperimenti e intossicazioni ma mai finite. Cancro, AIDS, vaccini e meningite, sono sempre più le malattie con le quali vi arricchite. Scie chimiche sopra i nostri volti, tira sullo sguardo al cielo, siamo tutti coinvolti. Scie chimiche perché non ascolti, la natura piange e siamo sempre più sconvolti. Scie chimiche sopra i nostri corpi, tira sullo sguardo al cielo, siamo tutti coinvolti. Scie chimiche perché non ascolti, la natura piange e siamo sempre più sconvolti. Contro chi avvelena il cielo, il mare, le nostre vite, contro chi specula sulla salute dell'uomo, contro chi viviseziona e tortura gli animali, a bruciare questa Babilonia avida, malata e arida. Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, tagliato l'ultimo albero, mangiato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno che non si può mangiare il denaro. Running Irie.